Allora, grazie a tutti per i complimenti e gli auguri che mi avete fatto per la carica di ambasciatore della lingua siciliana nel mondo. Questo è il mio contributo iniziale e come contributo iniziale ho scelto di fare un saluto, che è il saluto per antonomasia siciliano ed è la parola Sabbenerica. Sabbenerica, per chi non lo sapesse, ha più o meno 1000 anni, dalla classica dominazione araba che abbiamo avuto nei primi anni 1000-1100. Loro erano soliti salutarsi, come tuttora, con la classica parola Assalamu alaikum, che ancora oggi viene utilizzata per dire Dio ti benedica. La parola, la frase originale, per essere ancora più precisi, è grazie alla pronuncia che mi ha insegnato Emna, una ragazza tunisina che studia all'Università di Palermo. Non vorrei sbagliare la pronuncia, ma è Assalamu alaikum wa harbatullah wa barakatuhu. Se Emma vede questo video, per favore correggimi qualora avessi sbagliato pronuncia. E in italiano vale a dire su di voi la pace, la misericordia di Dio e la sua benedizione. In siciliano diventa attia o abbossia la benduru signore e caiddo si pigliasse cura di tia. In una semplice parola, sabbenerica. Come si risponde? Si risponde con la classica parola santo, o si risponde con benerittu, o in maniera più goliardica santo e ricco unzino a Pasqua, perché a Pasqua lo sappiamo benissimo cosa accade. Santo, ricco e cu buono destino, o semplicemente benerittu iddu. Ora, per quale motivo vossia? Noi, come al solito, noi diciamo santo Sabbenerica o Bossia Benerica. Perché il vossia? Il vossia è una derivazione della lingua siciliana che proviene da quello che possono essere le altre lingue, come per esempio lo spagnolo, dove troviamo usted, non troviamo il lei. Il lei ci è stato imposto dalla dominazione piemontese, che ha voluto togliere la classica parola che veniva utilizzata per dare del voi e non del lei a una persona anziana, a una persona a cui volevamo portare rispetto, e quindi hanno sostituito con lei. Ma noi in realtà utilizzavamo il voi. Noi papà lo chiamavamo come padre, davamo del voi per dargli più importanza e per dargli più rispetto. E la stessa cosa, se ci pensate, la fanno gli inglesi. Non si dice tu o lei, ma si dice you, e you vale sia per te sia per voi, sia quindi al plurale. E con questo vi dico anche un bonus dalla lingua siciliana, perché noi siciliani siamo molto ma molto ironici, e quindi anche se siamo stati dominati da 13 e più imperi, abbiamo sempre preso in giro il nostro dominatore. In questo caso anche con la parola sabbenerica al giorno nostro, quando si vuole ironizzare sulla persona a cui dobbiamo, per forza di cose o per status o per istituzione o per semplicemente un must, un qualcosa che si è costretti a dare del rispetto a quella persona, anche se quella persona rispetto non lo merita, il siciliano ironizza dicendo sabbenerica, e quando quella persona volta le spalle si dice doculo ti scendica, nel senso che nella maniera ironica prima si augura il meglio e si augura la benedizione del Signore, e dopo si augura diversamente, si ironizza e si vuole sbeffeggiare quella persona con questa seconda parte del saluto. Quindi sabbenerica senza doculo viscidica, perché deve essere una bella benedizione a tutti voi, e viva la Sicilia. Sabbenerica.